con una sparatoria, terrore a Borgo Capriolo nel quartiere di Santa Buona Treviso, cinquantenne in fin di vita raggiunto dai proiettili sparati dal nipote 25enne in fuga, ricercato dalla polizia. Rabbia e paura nel quartiere, convivenza difficile se non impossibile, raccontano molti residenti. Intanto un amico del giovane in fuga lancia un appello al 25enne: torna e arrenditi. Sgominata dai carabinieri la banda di romeni che derubava gli anziani con la tecnica dell'abbraccio, una delle vittime, l'84enne Giovanni Coghetto di Arcade, era finito a terra morendo per le lesioni riportate. Primo weekend in fascia gialla con assembramenti e spritz di massa, la linea di Zaia è chiara, si valuta un'ordinanza a cui i sindaci potrebbe entrare in vigore entro il prossimo fine settimana. 2 operazioni della Guardia di Finanza contro il lavoro nero in agricoltura, in particolare nei vigneti, scoperti 14 lavoratori irregolari tra Orsago e Vittorio Veneto. Autista agli arresti domiciliari con l'accusa di aver palpeggiato delle studentesse minorenni, Mom annuncia massima intransigenza, l'avvocato difensore chiederà la revoca della misura. È morta a 91 anni la storica dell'arte Luigina Bortolatto, una delle maggiori voci in campo artistico nel panorama nazionale, il commiato di Zaia, orgoglio e bandiera della cultura veneta. Dopo lo spettacolo della cerimonia inaugurale, il maltempo mette subito un ostacolo di fronte ai mondiali di sci a Cortina, annullata la prima gara in calendario, la combinata femminile, domani il Super G donne. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con la cronaca e con la sparatoria che c'è stata nel pomeriggio nel quartiere di Santa Bona a Treviso. Una sparatoria che ha coinvolto dei cittadini sinti, motivi passionali, dietro il ferimento di un cinquantenne gravissimo al Cafoncello. In fuga il responsabile, un 25enne nipote della vittima. Gli spari, forse 2, in pieno pomeriggio, i vicini che corrono in strada, il giovane che ha premuto il grilletto in fuga attraverso i campi, a terra il ferito, un cinquantenne Sinti, trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Borgo Capriolo, nel quartiere di Santa Bona, a Treviso, fa da teatro l'ennesimo gravissimo episodio di cronaca. Un regolamento di conti, stando a una prima ricostruzione dei fatti, legato a una questione familiare. Il ferimento alle 15, a esplodere i colpi di arma da fuoco, un paio, secondo i testimoni, un 25enne da poco uscito di prigione. Branko Durdevic, questo è il suo nome, avrebbe sparato da una finestra al cinquantenne, uno zio, Domenico Durdevic, che si trovava in quel momento nel giardino della sua abitazione e con il quale aveva avuto una violenta lite, legata probabilmente a dissidi per l'affidamento di un figlio della nuova compagna di Branko. Un colpo ha raggiunto il cinquantenne alla testa, lasciandolo a terra sanguinante. I vicini hanno subito chiamato i soccorsi, immediato l'intervento dell'ambulanza del SUEM 118 e della polizia. Il 25enne è fuggito probabilmente armato ed è in queste ore braccato dalle forze dell'ordine con auto ed elicottero, mentre il ferito è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. La polizia scientifica ha lavorato per lunghe ore per effettuare i rilievi sul luogo della sparatoria, dove è arrivato insieme al comandante della polizia locale Andrea Gallo anche il sindaco Mario Conte. Le reazioni nel quartiere tra esasperazione per una convivenza difficile e incredulità come quella di un amico del giovane fuggitivo. Torna e assumiti le tue responsabilità. L'appello. È il mio vicino di casa, lo conosco per forza. E che tipo è? È un tipo tranquillo, mi sembra strano che oggi sia andata così la situazione, sinceramente. Siamo amici, certo, abitiamo nello stesso quartiere, mi dava una mano anche se avevo bisogno di cibo o spesa, una persona tranquilla, non so cosa sia successo, sinceramente. Cosa ti sentiresti di dirgli perché adesso è in fuga? Non lo sapevo. Di assumersi le sue responsabilità, visto che la cazzata l'ha fatta. Questo posso dire. Ero al lavoro e mi ha mandato mia mamma un messaggio dicendo che era successo questo fatto qua. Non so cos'altro dire perché guarda sono un po'... Non ho parole sinceramente. Piuttosto che spararsi potevano darsi a pugni, piuttosto. Almeno si risolveva così o a parole. Invece bisogna sempre passare queste cose, però... Cioè, è un po' da preoccuparsi perché se fosse uscita magari mia madre o qualcun altro o se fosse stato coinvolto, cosa avremmo fatto? Io non parlo con nessuno qua, solo il ragazzo qua, non conosco nessuno, ho abitato da poco tempo, non lo so. Prima che vado via meglio è. Io sono qua ospite provvisoriamente per cause e roba genere da mio fratello e non vedo ora di scappare. Che allora è una convivenza difficile.
basta guardare intorno. Qual è la prima reazione? Conosceva le persone coinvolte? Sì, beh, certo che conoscevo. E come anche. E no da adesso, da quando erano quasi bambini. Quindi perciò niente. Qua se non li mandano via, qua sarà sempre così con loro. Ma causavano problemi? Di tutto. Casino, musica alta, facevano i bulli, facevano quello che volevano loro. Continuiamo con la cronaca. Sgominata la banda che derubava gli anziani con la tecnica dell'abbraccio. Tra le vittime l'84enne di Arcade, deceduto a seguito delle lesioni riportate in una caduta. 3 cugini tra i 21 e i 27 anni agivano a danno degli anziani. Per derubarli usavano la cosiddetta tecnica dell'abbraccio. I soggetti fragili venivano avvicinati con un pretesto e poi derubati dei gioielli che indossavano, anche con vere e proprie aggressioni. 2 giovani donne e un uomo con origini rumene sono stati arrestati in Romania e in Slovenia su un mandato di arresto europeo del Tribunale di Treviso, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Treviso. I 3 dovranno rispondere di furto aggravato, rapina aggravata e omicidio preterintenzionale per aver aggredito Giovanni Coghetto, l'84enne di Arcade, il 2 agosto. L'uomo, per difendersi dalle 2 donne che gli strapparono la collana, era stato strattonato e fatto cadere e le lesioni riportate lo portarono alla morte poche settimane dopo. Il modus operandi dei 3 è stato rivelato grazie alle telecamere di videosorveglianza. È dall'Opel nera che studiavano le potenziali vittime per poi avvicinarle nei pressi di chiese o cimiteri. E sempre il 2 agosto a Motta di Livenza avevano derubato una 70enne con la stessa modalità. Si tratta di una banda di 3 persone senza fissa dimora, con precedenti specifici, che era attiva nel centro Italia e nel nord-est. Veneto, Lombardia, Toscana e Marche, ma anche all'estero, dove sono stati arrestati in attesa di essere consegnati alla giustizia italiana. E i 3 sono stati identificati anche grazie al sistema di videosorveglianza di Arcade, in cui a fare le spese lo scorso 2 agosto è stato l'84enne Giovanni Coghetto, deceduto in seguito alle lesioni riportate, come detto, in una caduta. È una soddisfazione, fra virgolette, del Comune, perché una grossa parte dell'indagine è stata aiutata nel rilevare dalle telecamere del Comune i passaggi, diciamo, delle persone. Ricordo che Arcade, 8 km quadrati, quindi il secondo comune più piccolo della provincia di Treviso, ha 40 telecamere installate, per cui il territorio è super sorvegliato. E infatti dalla piazza l'occhio elettronico ha filmato gli ingressi dell'auto in uso ai 3 indagati della banda. La vettura era già stata segnalata, oltre che nella Marca trevigiana, anche nelle province di Parma e Firenze, ed è stato grazie all'acquisizione dei filmati che alcune modalità operative dei 3 malviventi tratti in arresto sono state ricostruite. Al volante l'uomo e nei sedili posteriori le 2 donne nascoste dietro i parasoli, immortalati più volte nella stessa tragica giornata a compiere il sopralluogo della piazza in quella mattina del 2 agosto in cui davanti casa Giovanni Coghetto, 84 anni, a seguito dell'aggressione subita nel tentativo di difendere la collana d'oro in cui custodiva la fede appartenuta alla moglie scomparsa, perse la vita. E oggi, alla luce dei riscontri dei carabinieri, il ricordo di Giovanni da parte della comunità torna ad essere vivo e partecipato. Giovanni era una persona disponibilissima, era un volontario, era sempre, diciamo, vicino a tutti, era conosciutissimo perché lui andava in giro per il paese tutto il giorno, quindi parlava con le persone ed era sempre disponibile ad aiutare tutti. E adesso l'emergenza coronavirus, diamo insieme un'occhiata ai dati di Azienda Zero con le positività e i ricoveri nella nostra regione e nella Marca trevigiana. Sono 152 i nuovi positivi rispetto al report di questa mattina. Complessivamente nelle 24 ore in Veneto si registrano 369 nuovi positivi. Per quanto riguarda invece la Marca trevigiana, nelle 24 ore sono 48 le persone risultate positive al Covid. In Veneto 40
44 invece i decessi nelle 24 ore. Sul fronte ospedaliero 1617 le persone ricoverate in area non critica, 12 pazienti in meno rispetto al bollettino di questa mattina e 183 in terapia intensiva, 8 posti letto in meno rispetto alla mattinata. Dunque dati in miglioramento anche sul fronte ospedaliero, ma anche nel numero dei contagi, dati che indicano come la situazione sia in miglioramento, ma purtroppo preoccupano molto gli assembramenti visti nel fine settimana, perché comportamenti scorretti, la mancata attenzione delle misure di sicurezza potrebbe in breve tempo far invertire la tendenza e quindi avere un nuovo aumento dei casi di positività. Si valutano dunque nuove misure, nuove restrizioni, ed è proprio su questo che verte il sondaggio che vi presentiamo questa sera. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è: città affollate, servono nuove restrizioni? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 16 26 691. Se invece ritenete che non servano nuove restrizioni, il numero da fare è lo 0422 16 26 690. La chiamata è gratuita ed è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga registrata. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E la Regione proprio su questo fronte potrebbe adottare una nuova ordinanza in vista del weekend. Il confronto con i sindaci è già iniziato, mentre sono stati avviati contatti autonomi per l'acquisto dei vaccini. L'appello che faccio io è quello di fare massima attenzione. So che i sindaci delle città capoluogo mi hanno avvisato loro stamattina, mi ha avvisato il Presidente Conte, che è Presidente dell'ANCI, volevano fare una riflessione al loro interno. Noi non escludiamo di farne una anche nelle prossime ore, ovviamente rispettosi del fatto che siamo davanti a un contesto sociale e economico che non ha bisogno ancora di mazzate con ordinanze. All'indomani del primo weekend in fascia gialla con annessi assembramenti e spritz di massa, la linea è chiara: si valuta un'ordinanza con i sindaci che potrebbe entrare in vigore entro il prossimo fine settimana. Di certo, per regolamentare alcuni orari e altro, decisamente sì. Ma non sto parlando di confini comunali, questo è poco ma sicuro. L'obiettivo quindi è quello di scoraggiare i soliti assembramenti di fronte a un copione già visto in occasione di ogni riapertura, un continuo déjà vu che porta Zai a formulare una provocazione. Se avessimo posti all'infinito negli ospedali, ma lo dico per assurdo e non sarebbe comunque sostenibile come ragionamento, potremmo anche dire che ognuno poi sceglie il suo destino. Peccato, riprende sempre il governatore, che il destino di ciascuno sia intrecciato a quello degli altri, per non parlare della necessità di tenere gli ospedali sotto controllo in un momento cruciale per i vaccini, tra i 1000 dubbi attorno ad AstraZeneca, i ritardi delle consegne e le mutazioni del virus. E qui sta l'altra notizia di giornata, con la regione sempre più intenzionata a procurarsi il vaccino per conto proprio. È vero che la regione ha avuto dei contatti. Noi li vogliamo avere nell'ambito della legalità totale, rispettosi di tutte le leggi nazionali e europee, e non la viviamo neanche come una contrapposizione, diciamo, al governo. Dobbiamo prendere atto che prima viene la salute dei veneti. E dunque anche i sindaci stanno valutando nuove restrizioni contro gli assembramenti visti nel fine settimana, e i cittadini sembrano in gran parte d'accordo su questo, anche i giovani. Capisco che la gente sia stanca di stare in casa, però allo stesso tempo è l'unico modo per contenere la pandemia e per tornare alla vita normale. Preferisco stare ancora in casa un po' e poi essere libera quest'estate. Semplicemente magari sensibilizzare o più controlli, perché un po' la gente ci gioca che non ci siano controlli e quindi fa quello che vuole. Innanzitutto bisognerebbe essere più responsabili, però no, altre restrizioni no, nel senso non sarei d'accordo. Capisco la voglia dei ragazzi di ritrovarsi, ce l'abbiamo anche noi che non siamo più ragazzi, però se vogliamo uscirne la cosa non va risolta diversamente, secondo me. La gente deve mangiare, se no l'economia non va avanti. Bisogna un attimo cercare di contenere e di fare, magari sì anche l'aperitivo, ma un po' più con le giuste norme. Così il virus si diffonde molto di più
sarebbe giusto queste restrizioni. Deve chiudere tutto, mi dispiace per i negozi, però ma è la gente che viene da fuori, è quello che crea problemi, non sono i trevigiani. Secondo me a Pasqua saremo ancora tutti chiusi per la mancanza di educazione delle altre persone. Se non ci sono persone che rispettano le ordinanze è giusto che ci siano nuove restrizioni, purtroppo. Il problema sarebbe quello di responsabilità delle persone. Se ce n'è poca bisognerà per forza che ci sia qualche provvedimento. Io avevo anche pensato che magari il sabato e la domenica, magari i centri come le città importanti, di chiuderle parzialmente in maniera tale che gli assembramenti se devono esserci si spostano. E arriveranno nel fine settimana le prime dosi del vaccino AstraZeneca. Intanto oggi a Riese Pio X sono iniziate le vaccinazioni per gli operatori sanitari del territorio. Domani si parte anche al Cafoncello di Treviso. Domani iniziano finalmente queste vaccinazioni, quindi andiamo a coprire tutto il mondo della sanità, diciamo, territoriale, e in modo tale da garantire l'immunità a chi è in contatto con le persone, con ovviamente i pazienti. 6.000 operatori sanitari del territorio, sia pubblici che privati, verranno vaccinati nei prossimi giorni. Domani si parte al Cafoncello, al momento 501 coloro che hanno aderito sui 756 posti disponibili per la prima giornata. Oggi al via le somministrazioni delle dosi a Riese Pio X per 202 persone. Nel fine settimana invece sono attese nella Marca le prime fiale di AstraZeneca che, come da indicazioni regionali, saranno somministrate al personale dei servizi essenziali. Dalle forze dell'ordine agli insegnanti, agli autisti del MOM, ai farmacisti, cioè a tutti coloro che ovviamente fanno un servizio pubblico importante. Noi contiamo di farla verso la fine di febbraio in modo tale da poter coprire in 3 giornate tutte queste persone. Altro step riguarda gli anziani classe 41, per loro le vaccinazioni scatteranno dal 18 al 22 febbraio, in attesa poi arrivino ulteriori dosi di Pfizer per vaccinare anche i cittadini della classe 40, un programma vaccinale che va avanti in una situazione epidemiologica che migliora sul fronte contagi e ricoveri. Anche a livello di ricoveri ospedalieri manca solo una persona per arrivare in F3, cioè in fascia blu, fascia di garanzia, dove abbiamo meno di 115 persone ricoverate in tutta l'ULSS. Sono 69 le classi della Marca Trevigiana in quarantena per casi di positività al Covid-19 nel distretto di Treviso, 25 in quello di Pieve e altrettanti in quello di Asolo. Di queste classi 11 sono di scuole superiori, venerdì se ne registravano 6. Ancora la cronaca con 2 operazioni della Guardia di Finanza contro il lavoro nero in agricoltura, in particolare nei vigneti. Scoperti 14 lavoratori irregolari tra Orsago e Vittorio Veneto. Lavoratori in nero impiegati nei vigneti dell'Alta Marca, doppia operazione della Guardia di Finanza, coinvolti in entrambe le circostanze cittadini afghani e pakistani. Sono stabiliti lavori irregolari che venivano impiegati per la potatura dei vigneti in alcune aziende agricole locali, a Orsago e nel comune di Vittorio Veneto. I finanzieri della compagnia di Conegliano hanno verificato la totale irregolarità di 6 lavoratori inviati da un'azienda di Pordenone a un'altra di Orsago. Poco lontano a Vittorio Veneto, un'altra indagine è scattata dopo il controllo, alla barriera della 28 di Cordignano, di un furgone con a bordo un afghano, titolare di una ditta di Casier, e i suoi 8 dipendenti. Gli 8 lavoratori erano totalmente irregolari, quindi non vi era alcuna copertura assicurativa, previdenziale, contributiva, né tantomeno era stata effettuata alcuna comunicazione preventiva. Un fenomeno diffuso, quello dell'impiego di lavoro nero nel settore agricolo, e questo motiva l'attenzione delle Fiamme Gialle. A sostegno anche delle attività delle aziende che quotidianamente assolvono gli obblighi previdenziali e contributivi, la nostra attività si è incardinata proprio in questo contesto. Le 2 ditte rischiano ora sanzioni da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore. Effettuata la segnalazione ai competenti uffici dell'Ispettorato territoriale del lavoro per procedere alla sospensione per entrambe le società responsabili delle specifiche fattispecie. Autista MOM agli arresti domiciliari con l'accusa di aver palpeggiato delle studentesse minorenni. MOM annuncia massima intransigenza, l'avvocato difensore chiederà la revoca della misura. Tolleranza zero per qualsiasi comportamento illegittimo o incompatibile con i nostri valori.
È una nota stringata ma ferma, quella che diffonde in mattinata MOM dopo che è stata resa pubblica la notizia dell'arresto di un suo dipendente, un autista 58enne di Valdobbiadene accusato di aver palpeggiato delle giovani studentesse, addirittura minorenni, sul bus. La scorsa settimana l'interrogatorio di garanzia, quindi la pesante misura cautelare, gli arresti domiciliari. La prima reazione mia e di tutti i lavoratori MOM è stata di sbigottimento e profondo sconcerto, ha commentato il presidente Giacomo Colladon, che ha preso dalla stampa del provvedimento nei confronti del conducente. Siamo a disposizione degli inquirenti per il completo accertamento dei fatti. Esprimo la nostra vicinanza nei confronti delle giovani studentesse coinvolte e delle loro famiglie, aggiunge. MOM ha avviato tutte le iniziative atte a tutelare l'utenza, oltre che l'onorabilità della propria organizzazione. Assicuro, conclude Colladon, che adotteremo la massima intransigenza verso comportamenti che appaiono in totale contrasto con il codice etico e di comportamento aziendale e con i valori fondanti della nostra società. Le indagini sul 58enne da parte dei carabinieri sono partite in seguito alla denuncia dei genitori di 3 studentesse di un istituto professionale della Marca. Il dipendente MOM si è affidato al suo legale di fiducia, l'avvocato Tullio Tandura di Feltre, che intende ora impugnare la misura cautelare davanti al Tribunale del Riesame, chiedendo la revoca dei domiciliari per il suo assistito. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Si è spenta Roma, dove da tempo viveva la storica dell'arte trevigiana Luigina Bortolatto. Aveva 91 anni. Dopo la laurea a Pavia aveva insegnato al liceo Canova e all'Artistico di Treviso, portando avanti contemporaneamente la sua attività di storica. Dai classici dell'arte per Rizzoli su Monet, della Croix alla Biennale di Venezia 86, dove come membro della Commissione Arti Visive aveva presentato le personali di Fabrizio Plessi e Bruno Munari. Dalle grandi mostre internazionali sull'arte italiana del XX secolo fino ai sodalizi culturali con gli amici Andrea Zanzotto, Bepi Mazzotti, Giusto Pio. È stata una delle maggiori voci in campo artistico nel panorama nazionale recente, ma è sempre rimasta salda alle sue radici venete. Sono certo che non sarà dimenticata il ricordo del presidente del Veneto Luca Zaia. Il funerale mercoledì alle 15 nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur a Roma. Il giorno seguente si terrà una breve cerimonia di saluto al cimitero di Zero Branco, sempre alle 15. Siamo allo sport, basket, con la prima sconfitta oltre i 100 punti per la De Longhi in casa contro Brindisi. Ha retto solo i primi 2 quarti Treviso al Palaverde contro l'Eppi Casa Brindisi, allenata dall'ex Frank Vitucci. All'intervallo squadre negli spogliatoi praticamente in parità, 48-47 per gli ospiti. Nella ripresa i biancocelesti, già sfiancati fisicamente dai primi 20 minuti, hanno subito dovuto rincorrere gli avversari, esponendosi poi nel finale a pericolosi contropiede che spiegano lo stacco di 18 punti, 108-90. Loro hanno fatto una grandissima partita, prima di tutto. Credo che noi abbiamo provato e lottato, nel senso che non ci siamo mai tirati indietro, ma oggi abbiamo trovato una squadra che è stata meglio di noi. Questa credo che sia nell'analisi, bisogna avere anche l'onestà di vedere questo e soprattutto dopo, naturalmente, nell'analisi che si fa rivedendo quanto ci abbiamo messo di nostro e quanto invece c'è degli avversari in una partita del genere. Dovevamo fare una ottima prestazione qui a Treviso, che è in un ottimo momento, e ci siamo riusciti, quindi sono molto contento della consistenza che abbiamo dimostrato a fronte di un periodo non facilissimo, non brillantissimo da cui venivamo. Primo tempo abbastanza equilibrato, abbiamo giocato bene in attacco, però sempre in difesa non siamo riusciti a limitare la loro fisicità, loro sono molto fisici. Secondo tempo sempre la loro fisicità non siamo riusciti a tenerlo, ma ci siamo un po' demoralizzati in attacco e questo fa male al morale, soprattutto vedere queste robe qui. Tra Coppa Italia e Nazionali, i trevigiani hanno ora di fronte 3 settimane di stop che serviranno per tirare il fiato e riorganizzare le idee. È sicuramente una buona cosa sia per il fatto che alcuni ragazzi sono veramente stanchi, quindi fa bene una pausa, e in più abbiamo il modo per inserire al meglio Trent Lockett appena arrivato a Treviso, e quindi sicuramente una pausa ora è l'ideale per questa situazione. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia.
Naturalmente in primo piano i mondiali di sci a Cortina, che partono sotto l'inclemenza del tempo, che ha causato l'annullamento della prima gara in calendario, la combinata femminile. Ieri intanto riflettori puntati sulla cerimonia inaugurale dell'evento, simbolo dell'Italia che riparte e vince. Non bastavano le restrizioni imposte dai protocolli Covid, ci si è messo anche il maltempo che per tutta la giornata di domenica ha rovesciato sulle Dolomiti pioggia e neve come non ci fosse un domani, sicché le prime 2 gare d'apertura dei mondiali 2021 valide per la medaglia di combinata sono state annullate. Condizioni proibitive per la sicurezza degli atleti hanno imposto lo stop e per il recupero si attendono le decisioni dei tecnici. Incertezza anche per i 2 Super G di martedì perché le previsioni meteo dicono che il tempo volgerà il bello tra un paio di giorni. Nell'attesa si parla della cerimonia inaugurale dell'unico evento sportivo autorizzato in pandemia. Sotto la pioggia e nonostante la neve, insomma, è stato comunque un momento che ha dato un segnale di ripartenza. Lo sport nel mondo riparte da Cortina e questo comunque è un segnale estremamente positivo. La sfida più ardua è perciò quella di portare lo sport della neve oltre il Covid e di scrivere una nuova pagina di storia per la regina delle Dolomiti. Con orgoglio il sindaco Ghedina ha parlato di mondiali simbolo dell'Italia che riparte e vince in un contesto in cui Cortina è di nuovo protagonista 65 anni dopo le Olimpiadi del 1956 e oramai in fermento per ospitare l'evento in tandem con Milano nel 2026. Grandi momenti di suggestione, emozionante la discesa del tricolore portato dai carabinieri del reparto di Cortina assieme agli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza. La storia di Cortina, della principessa diventata regina raccontata dall'attore Francesco Montanari, la musica di Gabbani e della Nannini, lo show del tenore dall'Arena di Verona. Sono convinto che grazie all'organizzazione straordinaria che è stata messa in campo dalla Fondazione Cortina 2021 sarà comunque un mondiale indimenticabile e darà una grande immagine al mondo del nostro territorio. Saranno gare a porte chiuse, come è noto, ma a Cortina si cerca di fare di tutto per superare l'assenza di pubblico e la mancanza degli eventi collaterali. Rigorose le procedure anti-Covid, 4 i centri predisposti in paese per i tamponi rapidi che debbono essere ripetuti con cadenza quotidiana. Rivisto dunque il calendario delle gare, domani Super G donne, mercoledì combinata uomini e giovedì Super G uomini, è il nuovo programma appunto deciso dalla FIS per i mondiali di Cortina dopo l'annullamento della combinata donne di questa mattina per la troppa neve. Lo svolgimento della combinata donne non ha ancora una data precisa, probabilmente lunedì prossimo, giornata che il calendario già riservava agli eventuali recuperi. È nato il nuovo centro di servizi per il volontariato. I CSV di Belluno e Treviso hanno unito le loro strade su impulso della riforma del terzo settore. Subito l'appello del presidente Franceschini che ha chiesto alla Regione il vaccino per i volontari delle associazioni del territorio. Noi riteniamo, e lo diciamo con forza, che fra le categorie che vanno messe in cima alla lista dei soggetti che vanno vaccinati devono starci i volontari. Parte lancia in resta il neopresidente del nuovo CSV di Belluno Treviso dopo la battaglia sui tamponi portata avanti a inizio pandemia. Oggi l'appello consegnato alla Regione riguarda il vaccino anti-Covid ai volontari, a chi nelle associazioni bellunesi e trevigiane si dedica non solo ai trasporti sociali o alla consegna di generi di prima necessità, ma anche a chi si prende cura degli anziani e delle persone con disabilità o affette da patologia, campi nei quali da subito il volontariato si è reso attivo. Non v'è dubbio che corrono alcuni rischi e quel che è peggio è che se loro non sono in qualche modo tutelati rischiano di creare problemi a quelli a cui offrono il servizio e non mi pare questo un buon servizio. Un'esigenza che riguarda 519 organizzazioni di volontariato dopo l'accorpamento dei CSV di Belluno e Treviso come voluto dalla riforma del terzo settore, sede legale a Belluno, direzione generale a Treviso, un traguardo e un punto di partenza, spiega il presidente Franceschini, consapevole che il percorso è stato tutto in salita con un ricorso al TAR promosso dal Comitato d'Intesa di Belluno contro l'organo nazionale di controllo. Alla fine è prevalsa la volontà di far confluire storie, esperienze e professionalità nel rispetto della specificità dei 2 territori. Il nuovo ente, peraltro, darà servizi a tutto il mondo del terzo settore, non solo alle associazioni di volontariato, ma avremo in qualche modo rapporti con le associazioni di promozione sociale e con le cooperative sociali. Quindi abbiamo un mondo molto più ampio da assistere e quindi questa unificazione metterà a frutto le esperienze anche diverse che i 2 enti precedenti avevano portato avanti.
È stato immediato il sopralluogo delle strutture regionali in Val di Zoldo per affrontare la situazione relativa alla colata di detriti che ieri ha nuovamente interrotto la provinciale 251. Saranno necessarie opere di regimazione e canalizzazione per presidiare innanzitutto la viabilità provinciale e garantire la sicurezza idraulica del torrente Maè, spiega l'assessore regionale Bottacin. La colata presenta tuttora materiali in sospensione con masse instabili che a causa delle elevate temperature potrebbero comunque muoversi provocando ulteriori smottamenti. Con Veneto Strade si sta valutando l'attivazione di opportuni sistemi di allarme così da garantire la riapertura del transito in sicurezza. In attesa di ciò, attraverso una guardiania organizzata con la collaborazione dei volontari di protezione civile, la provinciale potrebbe essere già aperta in via provvisoria. Vi ricordo questa sera alle 21:15 l'appuntamento in diretta con Ring, ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, il sindaco di Treviso Mario Conte, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, l'onorevole della Lega Massimo Bitonci, il segretario veneto del Partito Democratico Alessandro Luigi Bisato e Lucio Miranda, presidente Export USA. Appuntamento dunque a questa sera alle 21:15 su Antenna 3 con Ring. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto con le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Via vai di perturbazioni atlantiche sull'Italia, con il tempo che peggiora nuovamente sul nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di martedì 9 febbraio. Sul Veneto sarà una giornata, vedete, decisamente variabile. Al mattino infatti avremo molte nubi con piogge piuttosto frequenti e a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio migliorerà con pause più asciutte e soleggiate, ma in serata e soprattutto durante la notte avremo ancora precipitazioni un po' dappertutto e localmente saranno anche intense. Temperature senza notevoli cambiamenti, minime tra 3 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 12 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il contesto sarà instabile, con piogge diffuse ovunque, alternate a momenti più stabili. Nella notte fenomeni anche forti. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime invece sui 10-11 gradi. Ci spostiamo ora infine sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà opposta, vedete, in giornata bel tempo, ampiamente soleggiato, anche qui peggiorerà a partire dalla tarda serata. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.